casa di tuoi amici per una cena così. Una volta c'era questo centro tavola con i fiori così. Adesso invece hai visto c'è un cestino con delle pagnottelle scure, nere, grigie, integrali, un 50 sfumature di marrone, presente? Tutte piene di semini, che ci sono i semini, tutti i semini che dice avete comprato il pappagallino! E il padrone di casa dice no, questo è pane che ho fatto io, questo è pane veramente chilometro zero, ma per forza, dalla cucina qui saranno 3 metri, saranno... Adesso la gente non gli basta fare il pane in casa che si fanno tutti... No! Deve essere pane che l'hanno fatto con delle farine particolari, macinate a pietra con la selce come gli etruschi, con dei grani antichissimi che hanno trovato in Egitto nelle piramidi di fianco ai faraoni. Lì, appoggiate lì di fianco ai faraoni, che i faraoni dicevano col cazzo che me la mangio, dalla alle faraoni questa roba qui. Adesso io vi dico la verità, io ho 46 anni, fino a 44 anni fa la farina era di 2 tipi, c'era la 0 e la 00. Solo in 4 in Italia sapevano che esisteva la farina di semola, ma stavano zitti perché avevano pur di farsi prendere per il culo. Adesso è una roba, cioè la farina biologica, la semibiologica, l'integrale, la semi-integrale, quella di farro, quella di camut, la farina gentile, la farina ignorante, la farina con i semini per i cricetini, la quinoa e la Manitoba. Manitoba, io pensavo fosse la moglie di un capo indiano. Adesso la gente vorrebbe proprio andarsi a piantare lui il grano, come facevano i nostri nonni, poi andare a raccoglierlo chicco per chicco, a spigolarlo, come facevano i nostri nonni, poi a macinarlo a pietra, dividere la farina bianca dalla crusca, come facevano i nostri nonni. Che se ci fossero i nostri nonni lo andrebbero a comprare il pane. Che loro lo sanno. La fatica che si fa a farlo. Che poi io voglio dire, a te. Cosa t'ha fatto il fornaio, eh? Un omino patito, bianco con la faccia da fakiro, che fa l'orario d'ufficio dei vampiri. Te perché gli vuoi togliere il pane di bocca? Ah, ma io a fare il pane in casa, io risparmio, ci devi mettere soltanto un po' di acqua e un po' di farina. Vabbè, sì, devi portare a temperatura il forno elettrico quelle 2 ore prima, che l'estate ti si fa un caldo, ma te basta che metti al massimo il condizionatore, a parte quel picco di consumo di energia elettrica nella bolletta che sembra che ti abbiano caricato il canone TV di tutto il condominio. A parte quello, vuoi mettere quanto risparmi? Poi vuoi mettere il piacere di mangiare qualcosa che hai fatto con le tue mani? Vuoi mettere il gusto di mangiare qualcosa che sia veramente cattivo? Perché è cattivo, perché non lo sai fare te il pane. Gli amici vengono una volta, lo assaggiano, non tornano più, ci sarà un motivo perché fa cagare. Non lo so. Ma cosa gli è preso adesso al maschio italiano cinquantenne che deve fare il pane in casa? Cosa è successo? Cosa c'è? Avete visto Banderas che fa il fornaio? Lo volete fare anche voi? Guarda che Banderas anche con una gallina di fianco. Ma te dove vuoi andare? Poi la cosa peggiore, no, c'è da ridere, non c'è da piangere, poverina, te lo sai. La cosa peggiore è che il pane lui lo deve fare col lievito madre, la pasta madre. Che non so, lo dico per i non autoctoni, la pasta madre, la usavano le nostre nonne, l'hanno sempre usata. La pasta madre, praticamente te devi mescolare della farina con dell'acqua, poi ci devi mettere dello zucchero, qualcosa che fermenta. Quando fermenta, che dici fermenta, la butterò via? No, lì la devi tenere, la metti in frigorifero, la devi nutrire, perché cresce, la devi nutrire. Te non basta che dai da mangiare a tuo figlio, tuo marito, no, anche la pasta madre devi dar da mangiare, Gli devi da mangiare? Apri, hai fame, mangia, Purino, mangia! C'è gente che gli parla come al ficus Benjamin. Lei cresce nel tuo frigorifero, cresce. Allora te cosa ne dai un po' agli amici, un po' la usi, un po' come la catena di Sant'Antonio, capito? Si passa, la pasta madre si fa come la sfiga.